Prezzi dei carburanti alla pompa toccano nuovamente i 2 euro al litro ed è ripresa la corsa al rifornimento in Slovenia. Benzinai chiedono alla regione il super sconto subito e rincari riguardano anche gas e trasporti alimentari. 4 arresti, 213 persone denunciate in Friuli Venezia Giulia per atti informatici, dalla pedopornografia alle truffe online. Questi i dati del bilancio annuale della Polizia Postale. Preoccupa il fenomeno del sextortion. Via libera la conferenza dei servizi per l'impianto di cogenerazione che SIOT vuole realizzare a Paluzza, ma è sconto politico, botte risposta dal sindaco Menti, l'assessore regionale Scocimarro. Al via da domani sera i riti propiziatori dell'Epifania con l'accensione dei fuochi in diverse località della regione per arrivare al Pignarul Grant di Tercento, la mappa dei falò più caratteristici in Friuli. Brian Lignano contro Chions per la Coppa Italia di Eccellenza Tamai. A Monfalcone i padroni di casa si giocano il trofeo di promozione con la Sacilese, le 2 giorni in diretta su Telefriuli. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura l'avete sentito, i rincari che toccano quota 2.400 euro, praticamente una vera e propria stangata in questo inizio 2023 con aumenti che ci sono soprattutto nel settore del gas, dei trasporti, degli alimentari, ma soprattutto l'avete visto anche nei distributori dei carburanti con la benzina e soprattutto il diesel, in questo caso che arriva a toccare quota quasi 2 euro al litro, una differenza enorme rispetto a quanto ci eravamo lasciati a fine mese, una differenza anche che pesa sulla Slovenia con 40 centesimi in più rispetto alla situazione che si trova oltre confine, con numerose persone che vanno appunto a rifornirsi non certo in Friuli Venezia Giulia ma in Slovenia. E allora diamo uno sguardo al primo servizio della serata. Dalle bollette alle auto, dall'energia alla benzina, la stangata di inizio anno non è mancata. La prima, visibile sui tabelloni delle aree di servizio, il prezzo del diesel sfiora 1,90 euro, la benzina 1,80 euro, 18 centesimi più perché il governo ha deciso di togliere lo sconto sull'accise che resisteva da aprile. La regione ha portato quest'anno da 40 a 58 milioni i fondi per i carburanti agevolati, ma per ora un palliativo perché tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia il differenziale è addirittura di 40 centesimi al litro. Capitolo secondo, le autostrade. Nella rete gestita da Autostrade per l'Italia l'aumento è del 2% che si tramuta mediamente in 10 centesimi nel tratto tra Udine Sud e Ugovizza. Per chi preferisce utilizzare l'autobus non va meglio, con una crescita media dei prezzi del 4%, il biglietto urbano di corsa semplice è passato così da 1,35 euro a 1,40. Capitolo terzo, il più doloroso. Nonostante il prezzo del gas stia scendendo, l'aumento sulle bollette al mese di dicembre sarà del 23,3%, secondo quanto fa sapere l'autorità di regolazione energia rete ambiente. Il conto per le famiglie tipo è di 1.886 euro con rialzo del 64,8% sul 2021. E poi ci sta l'inflazione sul corrello della spesa che si attesta sull'11%, insomma un 2023 che parte con il piede sbagliato. Le varie associazioni di consumatori stimano gli aumenti per un valore medio di 2.400 euro a famiglia. E quindi proprio per l'aumento del carburante la FIGIC di Confcommercio chiede alla Regione di applicare lo sconto aggiuntivo sui carburanti nella fascia confinaria già nei prossimi giorni. Sentiamo. La Giunta regionale si riunisca già nei prossimi giorni per aumentare lo sconto di benzina e gasolio nei comuni di confine grazie alla nuova legge sui carburanti. È l'auspicio della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti di Confcommercio. In questo modo, infatti, si potrà calmierare l'aumento dei prezzi determinato dall'eliminazione dello sconto nazionale e tagliare le code ai confini per il pieno. È previsto dalla nuova norma, immagino che sarà veramente normale, fra virgolette, che sia logico che la Giunta si riunisca per deliberare un dato. Si dovrebbe, rispetto a quello che è scritto sulla norma, ogni venerdì riunirsi per deliberare l'eventuale modifica dello sconto di fascia zero che entra in vigore con lunedì successivo. Certamente non va a coprire la perdita del vantaggio fiscale che il governo aveva dato fino al 31 dicembre, però è sicuramente un grosso aiuto per evitare di nuovo le code ai confini. Per quanto riguarda i prossimi giorni, la FIGISC prevede comunque una piccola discesa dei prezzi. C'è stato un leggero aumento in questi primi giorni dell'anno
che ha ritoccato all'insù i prezzi alla pompa. Mi auguro che sia provocato perché la gente in questi giorni si sta muovendo per questioni turistiche di vacanza, e che possa di nuovo calmierarsi dalla metà gennaio-febbraio. Però per avere i dati effettivi, che noi, ripeto, pubblichiamo ogni settimana sul nostro sito, dobbiamo aspettare l'elaborazione di venerdì. La cronaca è prevista per domani mattina l'autopsia sul corpo di Lejan Imerai, il 17enne albanese che ha perso la vita nella struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Per l'esame autoptico la Procura di Udine ha incaricato il medico legale Carlo Moreschi, che ha già fatto un primo esame sul ragazzo la notte dell'incendio. Continuano gli episodi di aggressione, l'ultimo uno sputo a un infermiere ai danni degli operatori sanitari all'ospedale di Pordenone, alla REMS di Maniago. Saranno presenti le guardie giurate. Riccardi, vicepresidente, dice intollerabile minacciare chi ci salva la vita. Sentiamo. Guardie giurate all'ospedale di Pordenone e alla REMS di Maniago. Dopo diversi episodi di aggressione al personale sanitario, dalle minacce a uno sputo in faccia a un infermiere per citare l'ultimo episodio, sarà aumentata la vigilanza da parte dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, una richiesta arrivata dal nursing di Pordenone dopo le continue aggressioni al personale. Sicuramente il focus di attenzione è l'area dell'emergenza, quindi pronto soccorso 118. Dopo varie nostre richieste l'amministrazione ha messo a disposizione una guardia giurata all'interno del nosocomio, e da gennaio ci sarà anche una guardia giurata per quanto riguarda la REMS. Atti stigmatizzati anche dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Non possiamo tollerare che chi dedica la vita a prendersi cura della nostra salute e a salvare vite umane debba subire aggressioni, minacce e insulti, ha detto l'assessore. Non possiamo permettere che questo accada ancora, non c'è alcuna giustificazione per la violenza nei loro confronti. L'opinione di Riccardi sulle criticità e l'affollamento al pronto soccorso, il nursing fa un invito ai cittadini. Invitiamo ad andare in pronto soccorso solo e esclusivamente per le urgenze, e recarsi invece per tutto il resto dal proprio medico di base o dalla guardia medica. A proposito di sanità, i numeri della pandemia: nelle ultime 24 ore si registrano 4 decessi, di cui 3 a Trieste e 1 a Pordenone, su un totale di 3.279 test e tamponi. Sono stati riscontrati 470 positività al Covid-19. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, i pazienti ospedalizzati in altre reparti sono 240. 4 arresti e 213 persone denunciate in Friuli Venezia Giulia per reati informatici, pedopornografia e anche truffe online. Questi i dati del bilancio annuale della Polizia Postale. Preoccupa il fenomeno del sextortion. Il servizio. Quelli che arrivano dal web continuano a mietere vittime nel mondo virtuale dei friulani, truffe e reati online, sebbene in lieve calo rispetto al 2021 anche per l'attenuazione delle restrizioni sociali dovute alla pandemia, sono all'ordine del giorno, come emerge dal bilancio del 2022 della Polizia Postale. Nell'anno appena concluso in Friuli Venezia Giulia ci sono stati 4 arresti, 1 per pedopornografia online e 3 per truffa, e sono state deferite all'autorità giudiziaria 213 persone, 90 per reati contro la persona, quali pedopornografia e adescamento online, 44 per sostituzioni di persona, revenge porn, minacce, molestie, stalking e diffamazioni online, mentre relativamente ai reati contro il patrimonio, quali frodi informatiche, truffe online, furti, estorsioni, appropriazioni indebite e attacchi sui sistemi informatici, sono state individuate e deferite 123 persone. In regione sono state effettuate dagli agenti 80 perquisizioni, 163 pattuglie, per un totale di oltre 1.600 uffici postali controllati, con l'oscuramento di 3 siti web. Il trading online, con la nuova esca delle criptovalute, è l'ultima frontiera del crimine finanziario, ma preoccupa sempre di più il sextortion, ricatti su immagini a sfondo sessuale, che hanno riguardato 10 casi in Friuli sui 130 nazionali, di cui 1 con protagonista un minorenne. L'intensa attività della Polizia Postale in regione si è concentrata su particolari operazioni come Luna, Revelatum e Broken Dreams, che hanno coinvolto soggetti residenti in Friuli sul fronte della pedopornografia e delle truffe online, e Free Angel, che ha salvato alcune ragazze minorenni spinte dal web verso l'anoressia. Gli uffici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia svolgono anche un'importante attività di prossimità e vicinanza alla cittadinanza, e nelle scuole sono state accolte in presenza oltre 3.000 persone per consigli e informazioni, mentre attraverso il centralino telefonico e la casella di posta elettronica è stata data risposta a circa 4.000 telefonate e a 500 mail.
Finisce in carcere per colpa della pipì del figlio. La curiosa vicenda capitata a un cittadino rumeno di 39 anni, arrestato dai carabinieri di Prosecco. L'uomo, che deve scontare 2 mesi di reclusione per un'invasione di terreni commessa ad Ancona 10 anni fa, stava percorrendo la strada provinciale 35 in comune di Sgonico con la famiglia quando ha dovuto fare una sosta in un'area di servizio per permettere al bambino di andare in bagno. Purtroppo per lui la fermata ha attirato l'attenzione dei militari dell'Arma, che lo hanno riconosciuto e arrestato. Un passante di circa 70 anni di età è stato soccorso questa mattina dopo essersi sentita male lungo via Cadorna a Trieste. A dare l'allarme sono stati alcuni pedoni che, giunti sul posto, l'equipe sanitaria ha trovato quindi la donna in arresto cardiocircolatorio, hanno quindi avviato le manovre di rianimazione. Appena il cuore della donna ha ripreso a battere, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Cattinara. E ancora incidenti sugli sci, ancora registrati nella giornata di oggi. Il primo sullo Zoncolan, un minorenne di 14 anni ha riportato un trauma cranico, stesse conseguenze a Piancavallo per un altro bambino trasportato a Udine. E sempre sullo Zoncolan si segnala un altro intervento per una caduta di una persona in un canalone, ma anche in questo caso non ci sono gravissime conseguenze per la persona. Voltiamo pagina, via libera dalla conferenza dei servizi per l'impianto di cogenerazione che SIOT vuole realizzare a Paluzza. La polemica politica però non si ferma, sentiamo. Con la sola contrarietà del sindaco, la conferenza dei servizi ha approvato il progetto dell'impianto di cogenerazione che SIOT vuole realizzare a Paluzza. Dopo l'ok a Cavazzo è arrivato un altro disco verde e quindi il gruppo TAL può proseguire con gli investimenti incassando un altro via libera arrivato sulla base delle norme nazionali e regionali. A livello politico però il clima resta teso con Massimo Mentil, sindaco di Paluzza, che va all'attacco dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro e l'impegno a organizzare un tavolo tecnico prima della conferenza dei servizi di oggi. Scoccimarro, a parole, dice di essere vicino alla gente ma poi non rispetta l'impegno visto che il tavolo, apprendiamo dalla stampa, è programmato per il 10 gennaio, quindi fuori tempo massimo. La nostra richiesta era di sospendere la conferenza dei servizi ma siamo stati ignorati, conclude il primo cittadino. L'assessore dal canto suo ribadisce che Mentil continua a rimescolare artatamente e demagogicamente azioni politiche e iter amministrativo. Oggi nella conferenza dei servizi non era prevista, non deve essere prevista la mia presenza. Se andassi in quella conferenza dei servizi e dicessi non fate l'impianto di cogenerazione, direttamente verrei indagato giustamente da un magistrato. Quindi io non posso andare contro le norme e di conseguenza, ripeto, ci sarà la massima vigilanza, il massimo rispetto. Parlerò con la direttrice dell'ARPA perché faccio dei puntuali controlli da subito sull'inquinamento appunto dell'aria, però questo è il massimo che può fare un pubblico amministratore, pena andare a finire in carcere. Non mi sembra il caso, dopo tanti anni di pubblica amministrazione, andare contro le leggi. Sulla vicenda SIOT interviene anche il capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Morettuzzo. Che senso ha, ci spieghi l'assessore Scoccimarro, convocare la conferenza dei servizi e tra meno di una settimana il confronto tecnico tra Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia e SIOT, dichiarando già che la politica non può intervenire se non per chiedere di rispettare le norme vigenti? È evidente, spiega l'esponente autonomista, che il tavolo di confronto tecnico sarà una farsa. In base alla valutazione espressa da APE, ovvero l'Agenzia per l'Energia, aggiunge Morettuzzo, è evidente che si tratta esclusivamente di una speculazione finanziaria che avrà un impatto ambientale pesantissimo e un aumento dei consumi energetici ingiustificabile, conclude Morettuzzo. Continuiamo con la politica. Il numero dei candidati alla carica di presidente, parliamo di regione, potrebbe crescere in maniera importante visto che oltre al centrodestra e al centrosinistra anche il terzo polo e Movimento 5 Stelle confermano la volontà di andare da soli. A una lista stanno anche lavorando i movimenti Novax. Da 2 a 5 candidati e il numero potrebbe crescere ulteriormente. La corsa per la poltrona da presidente di regione sembra destinata a non essere un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra. Al momento Massimiliano Federica, da governatore uscente, è l'unico candidato in campo, mentre il Partito Democratico sta cercando di creare un campo largo, ma l'impresa appare decisamente complessa.
Il terzo polo, per voce di Ettore Rosato, conferma il diniego a sedersi in coalizione con il Movimento 5 Stelle e con il mondo delle sinistre. Ed è una decisione definitiva. Non ci sono antipatie, precisa, ma a livello programmatico ci sono distanze inconciliabili con la sinistra e a questo punto anche con i Dem. Per il candidato abbiamo più ipotesi aperte. La chiusura del terzo polo potrebbe in realtà aprire il discorso per il PD con il Movimento 5 Stelle. Siamo al punto di partenza, spiega Luca Sut, coordinatore regionale dei Pentastellati. Attendiamo che il PD ci dia una risposta sui nostri punti programmatici. In questo momento è in corso la direzione regionale del PD con il segretario Renzo Oliva che sta aggiornando il partito sulla situazione con l'obiettivo di chiudere la partita entro metà gennaio. Movimento anche nei gruppi Novax. Ugo Rossi del 3V conferma che si sta lavorando per unire le forze dopo che alle politiche le anime si erano presentate in maniera autonoma. Da 2 mesi stiamo lavorando per un fronte unitario, ma serve pazienza. Gianluigi Paragone conferma che è in corso di valutazione la possibilità di presentare lista e candidato presidente. Ci sono degli attivisti che si stanno muovendo, spiega, ma non è detto che, in quanto segretario, conceda il simbolo per progetti politici che non condivido. Delle migliaia di profughi ucraini arrivati un anno fa in Friuli Venezia Giulia sono rimaste poche centinaia di persone. Tante sono tornate in patria, vediamo perché. Famiglia, lavoro, ma anche le difficoltà trovate in Friuli hanno portato migliaia di profughi ucraini a lasciare la regione, spesso per tornare in patria. Delle quasi 6.200 persone fermatesi qui nei primi mesi di guerra, ne sono rimaste meno di 300, ospitate nei centri di accoglienza pubblici. La maggior parte è tornata in patria, visto che nessuno si aspettava che la permanenza sarà così lunga e sono tanti tornati a casa. In patria sono tornati quelli che in primis hanno dovuto dove tornare, che hanno ancora le case e magari si trovano nelle zone meno colpite dai russi, anche perché non è che hanno trovato qua una sistemazione molto confortevole e hanno preferito tornare a casa, anche perché dovevano ricongiungersi con i loro familiari. Tanti sono tornati per il lavoro, altrimenti lo perdevano, e quelli che sono rimasti qua proprio quelli che hanno trovato alloggi presso le strutture e alcuni quelli che hanno trovato la sistemazione propria, quelli che hanno trovato già anche lavoro. A trovare difficoltà in Friuli Venezia Giulia sono state soprattutto le famiglie con bambini. Nelle strutture di accoglienza non sono le condizioni proprio tanto adatte per le famiglie, perché qua abbiamo le mamme con i bambini che devono frequentare la scuola e se si trovano nei paesi lontani da Udine, dai centri proprio capoluoghi, è difficile la permanenza, difficile spostarsi senza la macchina. Parliamo di economia e occupazione, sfiora i 25 milioni di euro l'investimento del CAFC SPA per aumentare la resilienza delle reti idriche e la depurazione delle acque reflue, e la società che gestisce il servizio idrico su 187.000 utenze nella provincia udinese traccia attraverso il presidente Salvatore Benigno un bilancio delle attività svolte e annuncia come anche per il 2023 si prevedono investimenti complessivi per circa 25 milioni di euro. L'obiettivo è un miglioramento continuo del servizio idrico integrato, l'efficientamento delle infrastrutture. Nel 2022 lungo il territorio di competenza CAFC ha investito 8,3 milioni nei servizi di acquedotto, 9,6 milioni in quello di fognatura e 6,8 milioni nelle opere di depurazione. Previsti in questo 2023 investimenti per ridurre le perdite idriche, digitalizzare le infrastrutture e incentivare il riutilizzo industriale delle acque depurate. E Sereni Orizzonti, gruppo leader nelle residenze degli anziani, cerca personale, in particolare 250 figure tra infermieri e operatori sanitari. I professionisti saranno inseriti nelle residenze già attive in Italia, specie al nord. L'azienda ha inoltre previsto l'apertura di nuove strutture, 330 posti letto in tutto, una delle quali a Fontana Fredda. Per quanto riguarda l'iter per l'assunzione, dopo una preselezione farà seguito un colloquio. La ricerca è estesa in tutta Italia ed è previsto un incentivo economico a chi è disponibile al trasferimento. E con il ritorno del campionato e quindi con la partita casalinga tra Udinese e Empoli, voltiamo pagina, è scattata questo pomeriggio l'ordinanza contro le soste selvagge ai Rizzi. I tifosi dovranno fare attenzione d'ora in poi ai divieti di transito attivati nel quartiere dove sorge lo stadio Friuli. Vediamo. Sono partite questo pomeriggio alle 17:45, in occasione della partita Udinese a Empoli, le prime limitazioni predisposte a salvaguardia del quartiere dei Rizzi di Udine.
L'ordinanza contro le soste selvagge è stata firmata dal sindaco Fontanini lo scorso 20 dicembre per mettere al riparo dai tifosi indisciplinati il quartiere posto a poche decine di metri dallo stadio Friuli. 3 ore prima del match sono stati dunque attivati i divieti tra le arterie principali della zona, ovvero in via Brescia, via Lombardia, via Crema, via Sondrio, via Fagagna, via Milano e in via Bergamo. Le limitazioni termineranno 2 ore dopo il fischio finale del match, quindi attorno a 00:30. Quello di stasera sarà il primo turno di campionato del 2023, dopo la sosta forzata per il mondiale qatariota. L'Udinese alle 20:45 tornerà quindi a giocare in casa, a 2 mesi di distanza dall'ultima partita casalinga, disputata il 4 novembre scorso alla Dacia Arena contro il Lecce e terminata in rimonta 1-1. Gestione condivisa delle iscrizioni per un maggiore equilibrio nella composizione delle classi è una delle novità del protocollo sottoscritto a Monfalcone tra Comune, istituti comprensivi Giacic e Randaccio e ufficio scolastico regionale. Ci sono famiglie di Monfalcone che in questi anni hanno scelto di iscrivere i propri figli fuori città. Questo progetto punta a farli restare qui. Il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, indica chiaramente quale sia l'obiettivo dell'accordo bilaterale di scuola integrata che coinvolge gli istituti comprensivi Giacic e Randaccio, dove studiano in tutto più di 2500 alunni. Il progetto punta a valorizzare gli ambiti dello sport, della musica e delle lingue straniere. Saranno inoltre attivati il progetto Primavera per i bimbi dai 24 ai 36 mesi e l'opzione 40 ore settimanali nelle scuole medie, prima città in regione a proporre questa soluzione. L'investimento del comune sul fronte scuole ammonta a circa 50.000 euro. Sono molto soddisfatta perché so che questo è un percorso che sarà ancora di grande miglioramento. Noi da parte nostra, come abbiamo sempre fatto, mettiamo a disposizione la possibilità di fare rete anche con le associazioni, mettiamo a disposizione anche delle risorse economiche importanti per quanto riguarda ad esempio il trasporto scolastico, per quanto riguarda anche le progettualità, il finanziamento delle progettualità. E devo dire che per forse la prima volta il passo che quest'anno è stato fatto è decisivo anche per un equilibrio di apprendimento, di una scuola integrata, che è il vero obiettivo che abbiamo. Abbiamo promosso questo accordo bilaterale tra i 2 istituti comprensivi che servirà per una gestione integrata delle iscrizioni e soprattutto condivisa. Jonathan, il piccolo che sognava di ricevere un camion dai pompieri, ha incontrato questa mattina i vigili del fuoco di Pordenone che poco prima di Natale hanno esaudito il desiderio affidato a un palloncino, poi ritrovato nella periferia del capoluogo della destra Tagliamento. L'epilogo alla vicenda, che aveva richiamato l'attenzione dei media nazionali, che si è tenuto questa mattina quando da Como il piccolo è giunto accompagnato dai genitori e dalla sorellina per far visita al personale in servizio e ringraziarli delle attenzioni ricevute. Per ricordare questa esperienza, il piccolo ha lasciato in regalo un disegno dove era raffigurato un bel camion dei pompieri affiancato da un immancabile palloncino azzurro. Cominciano domani i riti propiziatori dell'Epifania con l'accensione dei fuochi in diverse località della regione per arrivare al Pignarul Grant di Tarcento che chiuderà definitivamente il periodo natalizio. Andiamo a vedere. Traggono spunto da antiche leggende e tradizioni le diverse manifestazioni legate ai riti dei fuochi propiziatori in tutta la regione in attesa dell'accensione del Pignarul Grant prevista per le 19 del 6 gennaio a Tarcento. Le comunità si sono organizzate per accendere il proprio falò a partire da domani. A grado al tramonto arrivano dal mare sulle loro battele le varvuole, terribili streghe che hanno un unico obiettivo, portare via i bambini cattivi. Più buone sono invece la Befana di Pertegada, che arriverà dal Tagliamento in occasione dell'accensione della foghera, e quella di Lignano, che approderà dal mare per portare dolci in occasione dell'accensione del Pignarul all'ufficio spiaggia numero 5, mentre a Pordenone l'appuntamento con il pane vin è previsto per le 20 nel parcheggio di Pordenone Fiere e al villaggio del Fanciullo. Il 6 gennaio anche Aquileia riscopre la cultura rurale ed enogastronomica locale con l'accensione della Cabossa alle 18, mentre a Marano la Befana arriverà dal mare alle 15:30. Alla Tisanotta alle 17:30 torna la 37esima edizione della Foghera, mentre a Palmanova in Porta Cividale l'accensione del falò epifanico è prevista per le 19.
E l'avete sentito anche nel precedente servizio che è in fase di allestimento il Pignarul in riva al mare a Lignano Sabbiadoro. Il falò di inizio anno sarà acceso in spiaggia dalla Proloco e dagli alpini per ricordare il tradizionale gesto di buon auspicio che si svolge alla vigilia dell'Epifania. Sempre giovedì alle 17:30 ci sarà l'arrivo della Befana che porterà dolcetti ai bambini presenti. Sentiamo. È in fase di allestimento il falò epifanico qui a Lignano Sabbiadoro, il Pignarul, che ritorna dopo 2 anni, Massimo Brini. Insomma, anche questo è un appuntamento da non perdere. Eh sì, dopo 2 anni finalmente riusciamo a fare tutto quello che avevamo previsto per i festeggiamenti del Natale. E il Pignarol è un appuntamento molto importante per la località, perché è un altro modo per attirare i turisti a Lignano Sabbiadoro, vedere le casette, vedere il presepe di sabbia, il villaggio di Babbo Natale e naturalmente con la Befana che arriva dal mare è sempre suggestivo. Arriva verso le 17:50 e alle 18 ci sarà l'ascensione del Pignarul. Una tradizione è anche capire dove porterà il vento e il fuoco per appunto gli auspici del 2023. Sì, anche se quelli del 2019 in realtà erano buoni, poi è venuto il Covid, è venuto tutto quello che sappiamo, per cui speriamo che quest'anno il fuoco veramente, il fumo azzecchi la direzione giusta. Volevo approfittare anche per dire che dopo la visita a Lignano Sabbiadoro c'è anche la possibilità di vedere la foghiera sul tagliamento a Pertegada, che è un altro appuntamento suggestivo per la giornata del 5. Restiamo a Lignano, perché lo vedete anche da queste immagini, ci sono tanti turisti che in questi giorni stanno affollando l'Arenile, complice diciamo, il caldo di fuori stagione, tantissimi visitatori che poi vanno a visitare anche il villaggio di Babbo Natale, tra Pineta e Sabbiadoro, le casette in legno, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e quindi la grande natività in sabbia, soprattutto davanti al Parco San Giovanni Bosco. In giornate calde e soleggiate come quella di oggi, il presepe di sabbia porta infatti un afflusso considerevole di persone, lo vedete anche qui le file appunto, dall'8 dicembre ad oggi il presepe, quest'anno dedicato al cristianesimo aquileiese, ha già superato le 50.000 visite e si appresta quindi a battere le 55.000 presenze raggiunte lo scorso anno. È il grande attore Massimo D'Apporto, il vincitore del premio Vocalia Anime Doppie dedicato al doppiaggio. Il riconoscimento sarà consegnato martedì nel Teatro Verdi di Maniago. Vediamo. Massimo D'Apporto, in particolare la sua voce, sarà ospite d'onore al Teatro Verdi di Maniago. La prossima settimana il grande attore e doppiatore italiano riceverà il premio Vocalia Anime Doppie, giunto alla seconda edizione. Il riconoscimento è destinato ai doppiatori distintisi per la qualità del proprio lavoro. Nel 2019 era stato attribuito a Leo Gullotta. Il premio, che consiste in una forbice artigianale realizzata proprio nella città del coltello, è stato attribuito ad D'Apporto perché, oltre alla prestigiosa carriera di attore in campo teatrale, televisivo e cinematografico, si legge nella motivazione, rappresenta un riferimento unico nel campo del doppiaggio per il cinema di animazione, per le spiccate capacità tecniche e interpretative nella caratterizzazione dei personaggi. Un esempio su tutti, l'impeccabile doppiaggio del personaggio di Buzz Lightyear nella quadrilogia di Toy Story. L'iniziativa nasce da una sezione del Festival Musicale Vocalia, dedicata al doppiaggio cinematografico, e dalla collaborazione con Cinema Zero e si realizza, oltre che nel premio, in un progetto di formazione sui mestieri legati al doppiaggio che coinvolge alcune classi del Torricelli di Maniago. La cerimonia della consegna si terrà alle 18 di martedì 10 gennaio nel ridotto del Verdi. A seguire il notiziario sportivo, vi parleremo del calcio dilettanti, la doppia sfida dei dilettanti che verrà trasmessa in diretta su Telefriuli in 2 giorni, ovvero Brian Lignano contro Chions e quindi Monfalcone e padroni di casa che si giocheranno il trofeo di promozione contro la Sacinese. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro a tutti buona serata.